Pronti? 1, 2, 3. È subito buono il primo segnale e dall'esterno si invola al comando il numero 5 Black Fire Horse, che ha colto, ma sbaglia Black Fire Horse una volta in testa e così lascia sfilare Brioban, che vola in testa, attaccato ora dal favorito Baijon Truppo. Brioban attaccato da Baijon Truppo dopo 400 metri, più indietro c'è Bella May Sun che segue i due da vicino, più indietro invece Banteng Jet che prova a recuperare la penalità, insiste Baijon Truppo, non passa però perché Andrea Vitaliano si oppone con Brioban, se ne vanno 600 metri violenti, 46,4 considerando la partenza con i nastri, poi Baijon Truppo insiste e passa dopo 750 metri ma davvero molto dispendiosi. 800 iniziali in 1 minuto e 4 decimi, in terza posizione rimane Bella May Sun, mentre più indietro Banteng Jet è sempre a una trentina di metri dalla testa. Vediamo il completamento del chilometro in 1:16,1 con un 15,7 di frazione. Prova ad avvicinarsi Banteng Jet dalla quarta posizione. Intanto continua a guidare Baijon Truppo a 800 dalla conclusione. Si trascina Brioban. Terza posizione per Bella May Sun, che ha seguito il duello fra i primi due. Interessata spettatrice. Banteng Jet invece si è avvicinato a fari spenti e ora è in quarta posizione come era anche prima, ma molto più vicino ai primi tre. Una frazione comunque in 15,2 ora per Baijon Truppo, che riprende ad accelerare quando siamo a 450 dalla conclusione. Il parziale ora in 14,6, sposta a questo punto Bella May Sun che prova ad avvicinare Brioban e arriva al Salchi a metà della curva finale. Intanto in vantaggio è sempre Baijon Truppo, che entra in dirittura d'arrivo con 4 lunghezze di margine sui rivali. Baijon Truppo che nel finale allunga ancora per dominare letteralmente la scena, e così Roberto Vecchione e Holger Ehlert calano il poker con Baijon Truppo secondo posto per Brioban, che corre comunque molto bene replicando fin sul palo a Bella May Sun. Banteng Jet al quarto, 1:15,9 sul doppio chilometro con partenza fra i nastri, 29,9 a chiudere, ma la corsa era già risolta da tempo. Roberto Vecchione ha così potuto completare il suo personale poker insieme ad Holger Ehlert, trainer dei 4 cavalli che hanno vinto con Roberto Vecchione. Quota al totalizzatore 1,25.